Si è tuffato in acqua per aiutare due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso, ma una volta risalito sulla spiaggia ha accusato un malore ed è morto. La tragedia a Porto Ercole, località di mare sull'Argentario in Toscana. La vittima è Andrea Zanella, padovano di 68 anni, noto in città per essere il titolare di uno dei negozi storici del centro di Padova, Pineider di via Zabarella. Il commerciante era in vacanza con la moglie, vedendo padre e figlio in difficoltà è corso in mare per aiutarli, ma poi si è sentito male. Nonostante i soccorsi del 118, il 68enne padovano è morto. La moglie sotto shock è stata ricoverata ad Orbetello. La morte di Andrea Zanella ha sconvolto il mondo del commercio padovano. Iscritto ad Ascom e presidente di Borgo Altinate, Zanella era molto attivo per sostenere le attività del centro storico. Sono addolorato per la perdita di un amico e di un compagno di tante battaglie per valorizzare Borgo Altinate e i suoi negozi, ci ha detto al telefono il presidente di Ascom Veneto, Patrizio Bertin. Andrea Zanella ha dimostrato la sua generosità fino alla fine, tuffandosi senza esitazione per prestare soccorso a due persone in difficoltà.